Buonasera da Leandro Maggi, buonasera dal Barella. Siamo all'Arena Spettacoli per un'edizione di La Milanesiana, questa kermesse culturale curata dalla dottoressa Elisabetta Sgarbi, giunta al suo 24esimo anno. La serata, dedicata a Federica Pellegrini, introdotta e intervistata da Elena Stancanelli, ha visto la partecipazione, oltre al sindaco di Rosolina Michele Grossato e la sua giunta, la vicepresidente CEO del Marcegaglia Group Emma Marcegaglia. Ai nostri microfoni Elisabetta Sgarbi. Dottoressa Sgarbi, innamorata di questo territorio, ritorna nel Delta con la Milanesiana, che è una delle sue creature più illustri e più importanti. Perché ama il Delta? Perché amo il Delta, deve leggere i libri di mio padre racconta il Delta e trovo che questo luogo abbia un fascino che nessun altro luogo ha. Io ci torno da molti anni, mi sono trasferita a Milano per il mio lavoro di editrice, ma ci torno perché lì c'è la mia radice, c'è il mio cuore, c'è la mia origine, quindi il Delta è bellissimo, è un paesaggio straordinario, mi piace l'acqua, mi piace il sole, mi piace il silenzio, mi piace la terra che sale e scende, il Delta è meraviglioso, Cibotto me lo ha fatto amare anche. Non c'è niente di più affascinante delle nebbie, delle foschie, del fango, della terra. Sono delle tinte che non sono quelle delle Dolomiti, ma io preferisco il Delta alle Dolomiti. Mi piace la pianura, mi piace la calma piatta. Mio padre veniva a pescare nel Delta, andava sul Canale dei Cuori, mio padre amava Rosolina, veniva spessissimo ad Albarella. Per me questo è un ritorno, la Milanesiana è dedicata al tema del ritorno, è un ritorno ai luoghi della mia infanzia. Mio padre mi ha insegnato molte cose, mi ha insegnato a amare il silenzio, ad amare le facce che questa terra porta con sé, le rughe dei pescatori, insomma è un luogo che mi riporta proprio alla mia famiglia, quindi io mi ci sento a casa, è la mia casa il Delta.